Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle realtà da social, da fantasie, da vogliamoci tutti bene, che poi allungano solamente il destino di persone che scenderanno poi in situazioni veramente ancora più complicate. Ma prima di iniziare questo micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi ricorda il libro di Hildegard Magia, di introduzione alla magia radionica, costa 13 euro, è edito dalla Home Edizione, ha 89 pagine e non può mancare nella libreria dell'esoterista che sta cercando la via di ritorno verso la Chetra. Ho contribuito anche al vostro maglietto veneziano e in quel tempo mi chiamavo Mousebit. Bene. In più vi ricordo che abbiamo il sito capitano.altervista.org, sotto qui ci sono i link per poter raggiungere il sito, in cui chiaramente, secondo il mio modesto parere, è uno dei siti più gettonati in Italia per quanto riguarda la radionica e la radiestesia. Ogni mese più o meno 2500-3500 visite uniche e hanno già scaricato 150.000 ebook e di questi 150.000 ebook, più saranno 200.000 ormai, e di questi 150.000 ebook, io dico sempre 150.000 ebook perché mi sono fermato a conteggiarli a 150.000. E di questi 150.000 il Marietto più o meno ha donato in umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radioestetici. Bene, ma torniamo un po' al discorso iniziale, e cioè ci sono persone, amicizie che mi contattano, ormai non dico che sono alla frutta, disperati, ma magari hanno fatto tutti i tentativi free, no? Che i vari social offrono, no? I vari suonatori di pifferi offrono, no? Nel tentativo di riparare situazioni che dovevano essere prese in modo e pensate in modo serie e a livello professionale. Perché? Perché fondamentalmente c'è stata un'evoluzione, prima di tutto, della conoscenza e grazie ai social molte persone hanno cominciato a capire che esiste anche il mondo eterico. Ma poi c'è stata un'inflazione di persone che magari da un bollito o da una chiacchierata al balcone per vedere di che calzino era o di che colore era il calzino del vicino, si sono riversati sui social e si sono praticamente convertiti a maestri ascesi, no? Allora, quando si parla di esoterismo, bisogna capire che ci sono dei livelli di conoscenza, c'è quello proprio del pueblo, no? Poi ci sono quelli un po' più ristrettini, che sono un po' la chiesa, le varie chiese, società segrete, poi quelli ancora un po' più segreti, un po' più piccolini, più dentro, che sono un po' più evoluti, poi ancora un po' più dentro, che hanno vari nomi questi, cerchi, no? In fondo bisogna pensare a qualcosa di concentrico, e poi ci sono proprio i gruppi misterici che guidano il mondo. Io conosco due, i tibetani e i cabalisti, no? Questi sono due mondi nei mondi che guidano questo un grande mondo. Tutto il resto, no? Sono delle surrogati più o meno, come si dice, inquinati dei gruppi misterici, no? E purtroppo molte volte quando si vedono queste persone, queste signore, questi uomini che si buttano, no, in questi gruppi social cercando la pozione magica per risolvere magari catastrofi create in 30-40 anni. Allora, questo maestro veneziano mi ha sempre detto che ci sono persone che studiano tutta la vita, magari fino a 30 anni, per fare un lavoro che non faranno mai. Cioè, praticamente questi vanno al liceo, alle scuole medie, vanno all'università, poi arrivano a fondo, prendono anche magari un master e poi vanno a fare missionari al posto che fare, non so, il dottore, oppure fare l'avvocato, o il grafico, o il pubblico relazioni, cambia totalmente lavoro. E questi sono nel bene. Poi ci sono invece persone che tutta la vita stanno lavorando per autodistruggersi, no? Perché sono partiti con un buon potenziale, ma invece di studiare, e poi magari non faranno mai, continuano a buttare sopra fango nella loro palude spirituale e poi cercano delle soluzioni a bon marché, no? Come se venisse giù la parolina magica per risolvergli quel sacco di cioccolata che hanno creato tutta la vita. E come spiega sempre il vostro Marietto, se ci sono
strutture egregoriche che da 1600 anni, ma anche di più, ci sono gruppi misterici antichissimi che hanno più di 30.000 anni, che tutti i santi giorni perpetuano il loro mantra per tenere vivo questo egregore che gli darà poi la forza. Non riesco a capire come delle persone possono, con un semplice, so io, un pezzo di ferro, mettersi dentro, no? Un come con tanti altri, fare una macedonia spirituale e risolvere questi problemi. Beh, questa è sicuramente mancanza di conoscenza o una fede proprio estrema, mettiamola giù così. Io non dico che siano persone ignoranti o persone che si fanno bindolare, non lo dico e non andate a dire in giro che Marietto dice queste cose. Però tu che mi stai ascoltando in questo momento, devi pensare che se questi che dominano il mondo da 1600 anni continuano a perpetuare con dei riti propiziatori il loro cammino, no? Tu che magari sei, non dico nella palta, non dico che sei con l'acqua alla gola, no, non dico che hai sbagliato tutta la vita perché arrivi, non so, a una certa età e ti rendi conto di essere con la schiena contro il muro, ma dico che bisogna, in un certo senso, incominciare a capire che per avere dei risultati concreti ci vogliono delle operazioni eteriche importanti, importanti che potete trovare anche nelle shop del sito del capitano.atteristi.com e nel sotto in descrizione, perché dal nulla non viene nulla, quindi bisogna sempre cercare di operare quando si sta bene, quando si è in forma, non quando si è ormai alla frutta che le vacche sono uscite dalla stalla, è sempre un senso metaforico, cioè non è che io sto parlando solo dei contadini, sto parlando con gente che a un certo punto magari mi contatta, mi dice, guarda che io quella signora là è una strega bianca a destra e a sinistra. Oh, bisogna fare le cose in modo ripetitivo, 9 mesi, perché se lo fanno questi qui da 1600 anni, certo se si vuole risolvere il problema, perché se non si vuole risolvere il problema, no? È chiaro che si cerca lo scoop magico da telenovela, ma queste cose non funzionano. Bene, cari amici, vi ricordo che se volete scaricare qualche ebook che vi aiuta in modo gratuito, nel sito capitano.attervista.org ci sono più di 20 ebook, di cui 4 di chirurgia. Grazie di avermi ascoltato e alle prossime pillole.